Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Conegliano Veneto Globe. Oggi ho il piacere di ospitare, per la serie Spazio Confartigianato, il presidente della categoria parrucchieri, il signor Ottavio Mouton. Buongiorno signor Mouton. Oggi parliamo di capelli. E allora io comincerei subito con quali sono le tendenze dell'estate, signor Mouton? Allora, questa è una domanda che me la fanno tutti i giorni perché giustamente avendo un'attività è una delle domande frequenti, no? Su quali sono i mood della tendenza, in questo caso della primavera-estate. Allora, diciamo che la primavera-estate di quest'anno prevede anche un'estate più calda, però lungo e corto sono le due linee che vanno sempre. Okay. Perciò non c'è più una tendenza vera e propria da dire sarà il corto, sarà il lungo che andrà di più di entrambi. Quello che è importante è creare il look ideale per la cliente. Quello che noi consegniamo di più è sempre quello o il corto o il lungo, perché la via di mezzo è sempre quella un po' più sconsigliata proprio perché comporta un male uso dopo nel pratico, da gestire, da governare. E in questo periodo di mare, di sole, di vacanze, di sabbia, cosa dobbiamo fare per curare al meglio i nostri capelli? Allora, più delle volte, o negli anni indietro, si consigliava utilizzate dei prodotti protettivi. Come lo utilizziamo per la pelle, è giusto utilizzarlo per i capelli. Noi è da qualche anno che consigliamo, soprattutto alla nostra clientela, di fare un pre-curare i capelli, perciò preparare il capello all'esposizione solare, perciò con dei trattamenti specifici, proprio per far sì che la cliente... Delle maschere, ad esempio? Ci sono dei trattamenti, delle ricostruzioni, dei trattamenti ricchi di oli, dove il capello va a ricostruirsi, a essere bello carico, in modo quando andrà in esposizione perderà meno acqua, meno oli e soprattutto a livello delle colorazioni perderà meno colore. Poi nell'esposizione naturalmente utilizzare la qualità di prodotto. E qual è il guaio peggiore che possiamo creare ai nostri capelli se non lo curiamo da questo punto di vista andando con l'acqua salata? Innanzitutto disidratazione. E quello comporta dopo un ritornare a una cute, un capello sano, lavorare tanto dopo e soprattutto dopo spendere sempre di più. E capelli secchi, perciò vuol dire soprattutto perdere colore con più facilità, essere più in disordine. Sì, perché poi non stanno da nessuna parte. Ma senti una cosa, noi siamo ancora in grado di orientare le tendenze, noi intendo come italiani, il nostro stile è un valore riconosciuto o abbiamo perso questo podio? No, siamo ancora tra i primi a proporre quello che è le tendenze, anzi diciamo che i stilisti, i nostri stilisti italiani, i stilisti stranieri chiedono sempre quello che è in appoggio al discorso delle acconciature adatte alla tendenza moda abito. Diciamo che sempre di più le tendenze oggi le fanno i giovani e perciò loro ci danno molti messaggi, no? Proprio su quello che potrebbe essere la tendenza adeguata agli abiti che andranno proposti. Sì, ma comunque si vede che nelle sfilate, parlo sempre dei nostri stilisti o delle nostre case di moda, sono molto attenti alla pettinatura che sia in pandan, non so come si dice, in sintonia con l'abito che viene portato. Sì. Di conseguenza, poi ci sono anche delle sfilate a sfilate, allora a volte ci sono delle sfilate dove magari il capello è poco visivo perché in quel momento c'è l'abito che deve fare il grosso della tendenza, però il lavoro è tutto dietro, perciò una volta che viene creato un abito, i colori eccetera, c'è l'abbinamento di uno stilista parrucchiere dove abbina anche il colore. Per esempio quest'anno che abbiamo delle tendenze di colori molto caraibici, ci sono dei colori molto caraibici, perciò questi ramati, questi biondi molto accesi,
proprio per abbinare a queste tonalità di Sì, abiti. alle volte vediamo anche delle Sì, cose degli eccessi. improponibili, Okay. perché ci sono dei colori, È vero. anche se appunto l'azzurro e il rosa tenue non sono male, cioè anch'io Certo, che certo, tengo certo. età non mi dispiacciono, però comunque è bello sapere che siamo ancora Sì, 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 no. sul podio. Addirittura Dior adesso c'è la stilista che disegna i propri abiti, che è un'italiana. Chi è adesso la stilista? Non ho in mente il nome, però Vabbè, è una ragazza giovane, italiana. sì, è un'italiana, che Chissà sta portando perché- anche un grosso cambiamento, un po' del classico che aveva Dior, a queste nuove versioni che sta dando, che sono molto belle. Sì. Non ho visto, però lo guarderò. Adesso siamo in un periodo un po' di crisi, così. Nel vostro settore, quali difficoltà incontrate? Allora, come tutte le attività, le difficoltà ci sono state. Soprattutto questa crisi ha colpito piano piano tutti ed è stata una crisi globale, perciò mondiale. Allora, è anche vero, però bisogna dire anche una cosa, che le crisi a volte arrivano per cambiare. Sono come dei messaggi dove ti dicono ok, c'è la crisi, è il momento che tu devi cambiare, devi stare attento. Io l'ho fatto per esempio, ho fatto un grosso cambiamento nel mio salone, abbiamo capito e siamo stati attenti su quello che effettivamente le cose vanno, no? Abbiamo impostato tutto il nostro lavoro, tutto il mio salone, creato un team più specializzato, perché quello che andremo piano piano sarà la specializzazione per dare, diciamo, il massimo ai nostri clienti. Perciò proprio il fatto di ottimizzare certi lavori deve diventare quasi come un concetto industriale, perché oggi il parrucchiere non è più l'artigiano, diventa un'azienda, è un'azienda vera e propria. Quello. Sì, oggi anche se sei in due è già un'azienda. E l'abusivismo per voi com'è? Allora, l'abusivismo diciamo ci sarà sempre, purtroppo. Però è vero che noi del Confartigianato l'abbiamo fatto un po' come cavallo di battaglia. Siamo riusciti attraverso anche le forze dell'ordine a trovare degli accordi dove riusciamo a debellare, qualora noi sappiamo chi è che fa questo tipo di lavoro in nero, mandare proprio persone specifiche, autorizzate, e dove sono intervenuti hanno creato veramente, diciamo, grosse multe. Quindi ci stiamo adoperando. Ci stiamo molto adoperando, sì. È ovvio che purtroppo... E voi professionisti come agite per contrastare questo? Ma allora noi, ogni salone sappiamo che ha un suo modo di lavorare e naturalmente quello professionale sa seguire una certa maniera di lavoro. All'interno del Confartigianato noi ci stiamo muovendo e cerchiamo proprio che sia il gruppo, più diamo forza a quello che è la qualità. Poco tempo fa, 2 settimane fa, abbiamo fatto una grossa manifestazione che è stata chiamata Acconciatori 4.0, dove abbiamo chiamato tutto questo nostro pubblico di acconciatori, ha avuto un grande successo e lì abbiamo proprio dato valore a quello che è la qualità del parrucchiere. Quindi oltre al discorso la qualità, la professionalità nel taglio, anche di prodotto, perché presumo che sia anche in questo il discorso importante, no? Prodotti buoni che costeranno un po' di più, però alla fine poi il risultato si vede, insomma. Purtroppo sappiamo che la qualità la si paga, però è un costo iniziale, perché alla fine se una persona si abitua con un prodotto di qualità, il consumo del prodotto di qualità è minore di un prodotto non di qualità, perché la qualità ha dei principi attivi, ha delle basi di sostanza molto più intensa che non un prodotto di qualità bassa dove c'è acqua. Ecco, c'è la differenza. Quindi ho capito che con Confartigianato fate alcune cose, ma
Quali sono i vantaggi per la vostra categoria essere iscritti a Confartigianato? Allora, i vantaggi ci sono tutti, nel senso, innanzitutto perché hai dei servizi, quelli che sono la gestione dell'attività, la contabilità, la sicurezza sul lavoro soprattutto, la gestione paghe e giustamente anche hai dei vantaggi economici. In più abbiamo anche delle persone preparate dove ti difendono nelle tue difficoltà, tipo può essere anche la tutela sindacale, e in più il fatto di fare parte di un gruppo. Allora, se sei un singolo nessuno ti ascolta, un gruppo ti ascoltano. Certo che sì. Quello è il grosso vantaggio di far parte di un'associazione. E penso che poi non da poco sia anche il vantaggio di trovarsi tra persone che fanno lo stesso lavoro e per confrontarsi. Certo, sì. Noi mediamente in un anno ci incontriamo quelle 5-6 volte e infatti invito anche coloro che a volte vengono o non vengono di esserci, perché veramente più siamo, più facciamo parola, perché in questi anni veramente piano piano abbiamo fatto molto, il Confartigianato ha fatto molto ed è una realtà che veramente sta cambiando ed è molto attenta ai cambiamenti, quello che magari forse altre realtà si fermano per paure, per cosa. Invece la Confartigianato è una delle realtà che veramente sa cambiare, piano piano sa cambiare e adeguarsi di quello e quindi dei tempi. Ti accompagna nella tua attività e ti aiuta e non poco. La vostra clientela oggi credo è sempre più informata perché le signore si documentano, vogliono questo piuttosto che quell'altro. E voi quale strategia adottate per soddisfare al meglio queste esigenze e quali sono le esigenze che riscontrate di più significative, diciamo? Allora, come dicevo anche prima, ogni acconciatore ha una sua strategia, ha un suo modo di impostare il suo salone per la soddisfazione della cliente. E le soddisfazioni oggi della cliente è quello di trovare un salone dove ti dia una garanzia e una professionalità, perché oggi la gente veramente cerca la professionalità, cerca quel salone dove sa di avere la qualità, sa di avere un buon prodotto, sa di avere un buon servizio, di essere seguita e non deve essere un numero, ma deve essere una persona all'interno di un'attività. E questa è la forza che noi stiamo portando avanti anche con Confartigianato. No, ma a volte anche può essere, diciamo, perché giustamente ci sono dei tempi di posa, eccetera, però anche in quel momento che, detto così, viene lasciata, ma non è lasciata, perché comunque c'è un contorno di persone, di atmosfera, dove la cliente anche quella mezz'ora di pausa che lei ha è rilassata. Sta bene, non si sente, cioè mi hanno messo su il colore, mi hanno abbandonato qua e chissà quando toccherà. Cioè è tutto un percorso, è per quello che oggi non bisogna più ragionare il vecchio sistema di artigiano, ma proprio di azienda, perché le clienti sono importanti, sempre più, anche se ci sono sempre meno clienti che girano, perché è un'esigenza nuova, non è che perché ci sono meno clienti si lavora meno, anzi, cioè dopo tutto un giro c'è tutto un percorso, ma quando viene la cliente vuole essere unica, vuole venire lì e dire adesso sono qua, sono per te. Ecco, sì, dovete fare anche gli psicologi. Sì, esatto. Credo che nel momento in cui la donna si dedica quell'attimo di attenzione, va dal parrucchiere, vuole appunto sentirsi, come diceva lei, coccolata. Ecco. Siamo un po', allora, io sono 35 anni e più che faccio questo mestiere e lo adoro perché è una soddisfazione ogni giorno. Siamo un po' forse tornati leggermente indietro, perché io mi ricordo anche mia mamma quanto coccolava le sue clienti e questo me l'ha trasmesso quanto è importante coccolare i clienti. Poi è stato un po' dimenticato, è stato un po' dimenticato perché si è pensato più a fare numero, perché era queste le esigenze del mercato di allora. Oggi stiamo invece ritornando un attimo proprio a considerare quanto importante è la cliente, per quello è importante la professionalità.
Oggi i ragazzi che studiano un mestiere sono più fortunati di quello che sono stato io, perché ho dovuto imparare tutto dopo, ho dovuto seguire dei corsi particolari, a informarmi da solo per migliorare me stesso. Oggi i ragazzi sono fortunati, hanno la fortuna di avere delle scuole, una buona preparazione, e spero che veramente stiano sull'attenzione. Come diceva lei, appunto, nel cambiamento abbiamo sostituito la qualità alla quantità. Il nostro regista ci sta facendo i soliti segnacci che il nostro tempo a disposizione è terminato, quindi io la saluto, signor Mutone, è stato un piacere averla qui. Salutiamo i nostri ascoltatori e da Carmen Morandin una buona giornata. Buona giornata, grazie.